che volere è potere, è anche vero che chi vuole veramente qualcosa riesce sempre a ottenerla e che una volontà ferma riesce a superare ogni ostacolo. Parte da qui il nostro obiettivo da raggiungere, veicolando il canto a ogni azione utile di promozione socioculturale che Orune intenderà avanzare. Vogliamo unire le nostre voci a tutte quelle dell'intera comunità per far sì che ogni desiderio di crescita e di prosperità sociale si trasformi da Diacherrere in Cherimus, dal vorrei in vogliamo. Come la realizzazione di un sogno cullato da tanti, l'attivazione di un ponte ideale tra la terra e il cielo, quel ponte che da sempre esiste ma è visibile soltanto alla mente e al cuore, e anche loro saranno con noi. Dai nos amando Signore. Questo canto nacque come un ringraziamento a Dio per un terribile male, combattuto e vinto. Lo proponiamo questa sera con una dedica particolare, chiedendo consolazione e nuova serenità nel cuore dei familiari, parenti e amici di Gianluca Nunni, barbaramente ucciso alcuni mesi or sono. In merito, pur nella immensa sofferenza inflittagli, crediamo che Orune abbia già elevato alta la sua voce, carica di azioni innovative che parlano di cultura, di ospitalità, di serena convivenza, di non violenza. Nella nuova primavera di speranza è già evidente la risposta della mano di Dio.